Nato in 9 mesi e pronto a raccontarvi questa nuova sfida, la seconda semifinale qui live dal Palatezze, il vostro test da casa sua, il grande Palatezze, per raccontare quello che sarà la sfida tra Atletico Pessana e Martellago, le squadre che hanno vinto lo scorso anno i rispettivi gironi di Serie D. Siamo qua con i due presidenti che prima hanno visto qualcosa della prima semifinale, che ricordiamo ha sorriso alla grande al Futsal Trissino, che ha conquistato il passo per la finalissima di domani, vincendo e battendo 8-0 il Romano. Tra poco, tra una decina di minuti, la seconda semifinale, e allora chiediamo subito ai presidenti. Ciao Marco, presidente del Martellago, che partita ti aspetti e quali sono le ambizioni e le voglie della tua squadra per questa kermesse che apre ufficialmente il campionato della stagione 2025-2026? Mi aspetto una partita intensa e molto combattuta. Partita intensa e combattuta, cosa risponde Cristian, presidente dell'Atletico Pessana? Sarà così? Sono d'accordo con il collega presidente, sicuramente sarà una partita molto combattuta, molto vivace, due squadre giovani ma ben preparate, e quindi ci aspettiamo, secondo me, un bellissimo spettacolo. Sicuramente sarà un bellissimo spettacolo con due squadre che hanno fatto i cambi, non tanto i cambi, che hanno puntellato le rose che lo scorso anno hanno regalato grandissime emozioni. A Martellago si parte anche da una nuova conduzione tecnica, c'è mister Canuto, braccio destro fino a poche settimane fa, mesi, di Gabriele Landi, che vedremo domani con la sua Mestre Fenice. C'è però anche da pensare a quello che sarà la prossima stagione. Sì, si parte, bisogna partire bene, ma Martellago, da neopromossa, cosa vorrà fare, cercherà di fare in C2, presidente? Centrare l'obiettivo della salvezza il primo possibile e dopo sognare. Sognare con certi giocatori, ne dico due, Salviato e Cavaglià, bisogna mettere l'accento sulla A, che ogni tanto perdo, insomma giocatori che sanno il fatto loro, che hanno giocato anche a livello di campionati nazionali, insomma due punti importanti per un Martellago che vuole stupire e vuole anche dar fastidio a chi è già tranquillo nella sua Serie C2 da qualche anno magari. Certo, sono due ottimi ragazzi, due bravissime persone, però quest'anno abbiamo fatto un bellissimo acquisto come persona, il signor Mirko Canuto, che è la ciliegina sulla mia torta. Una ciliegina sulla torta che però il Pessana cercherà a suo modo di mangiare, che sia un tiramisù, una bella millefoglie, poi staremo dopo a vedere, giusto per mettere in movimento anche un po' il nostro stomaco. Un Pessana che è tornato alla ribalta dopo aver abbandonato qualche anno fa la prima squadra, poi però insomma con tutti i giocatori che sono cresciuti nelle giovanili bisognava farla. E allora cosa volete nel prossimo campionato, che è il secondo di fila in FIGC a livello di prima squadra dopo qualche anno di assenza? Quali sono le vostre ambizioni, i vostri obiettivi, Cristian? Allora, le ambizioni sicuramente sono quelle di continuare il cammino che stiamo percorrendo con i nostri ragazzi, con i nostri giovani, continuare a fare possibilmente un buon campionato. Sicuramente anche per noi l'obiettivo principale velocemente è salvarsi. Però non mettiamo limite a nulla, perché la squadra c'è, i ragazzi ci sono, qualche innesto importante lo abbiamo anche noi e quindi ci sarà sicuramente da divertirci. Poi l'obiettivo della società è quello di continuare con il lancio dei nostri giovani. Già nella preparazione abbiamo inserito in prima squadra 4 2008 e un 2007 per riuscire, se riusciamo, a farli anche debuttare quest'anno.
vedremo, staremo a vedere. Intanto una bella stretta di mano tra Marco e Cristian, in bocca al lupo a voi, andate pure in tribuna con le vostre parti di supporters. Ciao Marco, ciao Cristian, ciao Marco, in bocca al lupo. Con uno dei due sicuramente riparleremo domani, che sia il Martellago o l'Atletico Bressana, lo scopriremo soltanto tra poco meno di 10 minuti, quando qui al Palatese andrà in scena la seconda semifinale di questo primo pomeriggio, che ufficialmente oggi sabato apre le danze la nuova stagione sportiva, una stagione sportiva che poi domani entrerà nel vivo assegnando i primi 3 trofei stagionali. Si partirà alle ore 14 con il triangolare a cui parteciperanno Arzigliano e Futsal Montello, vittoriose lo scorso anno nei rispettivi gironi di C2, con la giovane squadra terribile della Mestre Fenice di mister Landi, che invece ha trionfato in Coppa Veneto. Poi a seguire la finalissima di Serie D con il Trissino, Futsal Trissino, che è qui in tribuna a gustarsi questa seconda semifinale. Troverà una tra appunto Martellago e Atletico Bressane, poi grande chiusura, se non ricordo male, alle 20:30, mannaggia mi perdo la stecca leca della Sagra del Costo, tra Jesolo e Marco Polo, due squadre che si sono contese la C1 lo scorso anno, una ha vinto il campionato, l'altra poi la Coppa Veneto. Sarà un grande finale per assegnare l'ultimo trofeo di quella che sarà la giornata di domani. Ovviamente ricordiamo che io ci metto la faccia e il fisico con il bianco che snellisce, però dietro alla regia c'è il buon Michele Di Giambattista che ci dà grandi emozioni con i replay. Ma se non ci sono Sam e Andrea, quali immagini potreste vedere? Soltanto quelle di YouTube, ma Futsal Veneto TV su YouTube è qualcosa che vi regalerà grandi emozioni. Allora il test vi dà appuntamento fra una cinquina di minuti circa dalla tribuna stampa Michele Trollese per raccontarvi questa seconda semifinale. A dopo, ciao ragazzi, e state qui connessi, ciao!
Tutto pronto. Tutto pronto con Osvaldo Bonora che dà l'ok ai direttori di gara, i signori Francescato Pietro di Treviso e De Marchi Nicolas di Schio, che andranno a dirigere questa seconda semifinale. In palio il pass per la finalissima delle 18 di domani pomeriggio, quando ad aspettare ci sarà il Futsal Trissino già vittorioso 8-0 nella prima semifinale. Atletico Pressana Martellago, 60 minuti di fuoco per centrare quell'obiettivo che porta al match di domani. Sarà battaglia vera tra le formazioni del presidente Bruscaro e quella del presidente Poli. Qui intanto eccoli inquadrati i giocatori del Futsal Martellago in maglia strisce verticali bianco-nere, i portieri con la maglia fucsia. Questi tra poco vedrete i due direttori di gara con le immagini di Andrea Di Giambattista, e poi invece i ragazzi dell'Atletico Pressana con la maglia grigia bordata di giallo e blu, i colori veronesi, due portieri invece con la maglia verde. Questi sono i 24 protagonisti che si sfideranno in campo per accedere all'ultimo atto che domani alle 18 metterà in palio la Supercoppa di Serie D. Le due formazioni hanno vinto il girone veneziano, quelli del Martellago, il girone padovano invece quelli dell'Atletico Pressana, formazione della provincia di Verona inserita ora nel girone A di C2. Il fischio di direttore di gara, ora il 5 che si daranno tutti i giocatori in campo, e noi qui dalla regia pronti a farvi vedere quali saranno i quintetti di partenza che si sfideranno in questa seconda sfida. Andiamo con i quintetti di partenza, mentre con le immagini vediamo i saluti con l'Atletico Pressana che schiera tra i pali il numero 32 Romito, poi Bellamoli, Bertoli, Neculai e Magaraggia nel quartetto di movimento. A disposizione in panca per mister Giorgio Zanchetta Gasparello, Branco, Campacci, Schenato, Vuolo, Lucchiari e Giulietti. Con la grafica ora invece andiamo a vedere quali sono i 5 giocatori che mister Matteo Canuto mette in campo per il Futsal Martellago. Tra i pali c'è Bartolo, poi Canuto, Salviato, Nascimben e Marinello. A disposizione in panca secondo portiere Ilias, Furlanetto, Bartolo, il capitano Favaro, Brugnolo, Cavaglia e Gioia. Davide Brugnolo è l'altro portiere, sono tra i portieri a disposizione di mister Matteo Canuto, arrivato qui dopo essere stato lungo il vice di mister Landi nelle giovanili della Mestre Fenice. Ha portato con sé anche Mirko Canuto, ex giocatore cadetto del Bissuola. Tra le novità del Martellago in campo quest'oggi c'è anche Bayaram Ilias, non è in campo, parte dalla panchina il numero 1, ex giocatore del Futsal Novak. Parte subito invece titolare il portiere dell'Atletico Pressana Giacomo Romito, maglia numero 32, prelevato dal Don Romeo assieme a Matteo Lucchiari, che invece entrerà in corso d'opera. Si gioca Bellamoli, primo possesso per la formazione dell'Atletico Pressana, con Bellamoli che non riesce a tenere in campo il pallone. Salviato fa girare palla verso Nascimben, ora è Mirko Canuto, giocatore esperto con il Bissuola in B, ha sfiorato più volte il salto in A2 con grandi campionati. Qui bravo a recuperare il pallone Giacomo Bellamoli, lotta Neculai che si prende un fallo laterale. L'ultimo a toccare è stato Nascimben, che poi va a dare un 5 di approvazione al giocatore avversario. Attenzione al numero 10 Alessio Salviato, grande protagonista che lo scorso anno nelle finali di Coppa Veneto. Giro palla per Bellamoli che prolunga ancora per il capitano Magaraggia. Nicolai, si fa vedere Bertoli, Magaraggia però cerca di andare da Bellamoli, che però fa finire il pallone addosso al drop della LND. Intanto sottoscrivetevi al canale YouTube della LND del Veneto, da cui vi stiamo trasmettendo queste prime sfide ufficiali della stagione 2025-2026, che la prossima settimana
darà il via alla stagione del campionato di C2 e C1. La D invece partirà il 26 nel weekend del 26 settembre. Attenzione al movimento di Mattia Marinello, che si centra. Marinello va a calciare il pallone che arriva sul piede di Salviato, che colpisce il palo. Ancora Canuto per la squadra di mister Matteo Canuto. Brividi subito per la porta del Pressana, difesa da Romito, con Salviato che si è trovato il pallone sul piede, non ha però trovato lo spunto giusto per recapitarlo in rete. Magaraccia cerca di andare via sulla velocità, il raddoppio della difesa della squadra del Martellago. Deviazione in corner, dunque angolo per la squadra di mister Zanchetta. Scodellato il pallone per Bellamai, che torna ancora da capitano Magaraggia, che colpisce però il pallone con un braccio. Intanto rivediamo nella ripetizione precedente, partita da Marinello, il pallone che poi arriva sui piedi di Salviato, che accompagna la sfera sul palo. Soltanto l'illusione del vantaggio immediato del Martellago, che riparte da dietro con Nascimben. Lo scambio per Canuto, ancora Nascimben. Marinello prolunga per Canuto, che torna dietro da Nascimben, vuole creare lo spazio offensivo e la formazione di mister Matteo Canuto, che ora perde per qualche istante il pallone, ma è bravo Nascimben a recuperare. Lo scambio con Salviato. Mirko Canuto, Nascimben ancora, giro palla della squadra veneziana, che poi spreca lo sbaglio, una leggera spinta su Mirko Canuto e il pallone che esce oltre la linea blu del Palatese. Bellamoli, la finta di Bellamoli, lo scambio con Nicolai, recupera Salviato, già pronto un cambio sulla panchina del Martellago, che perde il pallone con Nascimben. Forse il capitano Nicolò Bartolo. Intanto da dietro Romito per Bellamoli, che concede il pallone, lo regala a Nascimben, che però non riesce a recapitare lo stesso sul piede di Salviato. Allora può ripartire da dietro il Pressana con Kevin Bertoli. Lo scambio per Bellamoli, Nicolai, ancora Bertoli, impreciso, ma la sfera comunque arriva sul destro di Bellamoli, che va a puntare Nascimben. Lo scambio con Kevin Bertoli, dietro per Nicolai, difende bene però il Martellago, non lascia spazio alla formazione veronese, che ha già commesso un fallo in avvio di gara. Pressione ora Martellago con Bellamoli, che sbaglia, poi vince un rimpallo, fa ripartire Magaraggia sulla corsia di sinistra. Il capitano Magaraggia si accentra, scarica il destro, che si perde a lato, non c'è deviazione. Voleva la deviazione il numero 11 veronese, potrà ripartire invece Natale Bartolo, il portiere del Martellago. Un Martellago che senza alcuna fretta, quando sono già trascorsi 5 minuti di gioco, vi ricordo che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente con i tiri dal dischetto. Soltanto nelle finali di domani di D e C1 la possibilità, l'eventualità anche dei tempi supplementari. Bella la palla per Magaraggia, che va a calciare di prima intenzione, un sinistro che però si perde sul fondo, che rivediamo nel replay immediato di Futsal Veneto TV. Intanto entra Marco Furlanetto, va a rifiatare in panca Salviato, pronto Cavaglià ad entrare, fare il suo esordio. Lo fa in questo momento in questa sfida. 6 minuti e già 2 cambi, anzi 3, perché è entrato anche Nicolò Bartolo per il Martellago, che cercherà di sfruttare al massimo la lunga panchina e l'esperienza a disposizione di mister Matteo Canuto. Ma è Pressana che parte da dietro con Filippo Branco, cambia un movimento con Kevin Bertoli, che va in panca. C'è il numero 8 Gasparello che muove il pallone, è entrato anche Campaci. Qui è impreciso il tiro di Canuto,
che assieme a Magaraja è l'unico giocatore ancora in campo dei due quartetti di movimento che hanno iniziato la sfida 6 minuti e mezzo fa. Gasparello, Magaraja, Branco Magaraja, ancora Magaraja che dà indicazioni ai compagni di come muoversi. La palla ora per Branco, la pressione su Romito che non poteva toccare il pallone, ma non l'aveva mai toccato secondo il portiere veronese Romito. Qualche timida protesta con il signor De Marchi di Schio. Il primo arbitro è Francescato Pietro della sezione di Treviso, intanto rientra Salviato per questa ghiotta punizione del Martellago. Punizione dal limite dell'area di seconda. Cavaglià e Salviato si defila sulla destra Nicolò Bartolo, il fischio, il tocco per Salviato e poi la respinta sul tiro di Cavaglià. Era uno schema qui intanto Natale Bartolo direttamente tra le mani del collega Romito che rilancia lungo all'indirizzo di Magaraja, anzi no, del numero 9 Branco, viene anticipato, il pallone comunque è uscito in fallo laterale già battuto. Ora Magaraja per Branco, fermato ancora in fallo laterale. C'è libero Campaci in mezzo al campo, la palla per Magaraja che la sfila ora a destra verso il numero 10 Campaci. Magaraja, il fraseggio ancora con il 10 della formazione veronese. Branco protegge bene il pallone, strattonato ma senza fallo dal giocatore avversario. Palla dietro per Romito, la finta di Romito che poi serve comodo a destra per Campaci. Ritmi subito alti come lo era stato nella prima semifinale, poi terminato con l'eloquente 8-0 del Tricino. Qui intanto va via il capitano Bartolo, forse dopo ci sarà anche gli estremi per un fallo non ravvisato per la regola del vantaggio. Arriva in questo momento il fallo con Branco che va a chiedere scusa a Cavaglià. Attenzione perché poteva starci anche il fallo precedente non ravvisato, sarebbe stata una situazione che si sarebbe complicata. Soltanto però due falli segnalati sul tabellone del Palatese quando siamo entrati nel 10° minuto di questo primo tempo di questa seconda semifinale. Sempre fermo sullo 0-0 la rincorsa di Cavaglià, il destro del 23 direttamente sul lato B di Branco e Martellago ancora in possesso. Furlanetto per Cavaglià, lo scambio ancora per Furlanetto che fa tutto bene, meno il tiro, un sinistro strozzato che si perde. Poi sul fondo Romito rilancia lungo direttamente in porta, non c'è alcuna deviazione, dunque potrà ripartire il portiere Bartolo. Sta contando il direttore di gara, ha rischiato i secondi il portiere del Martellago che ne aveva 4 a disposizione. Campaci intanto da fretta per Magaraja sul secondo palo, l'invito per Nicolò Gasparello che la sblocca all'11° minuto. Passa avanti dunque l'Atletico Pressana, un invito a nozze quello di Capitan Magaraja. Rivediamo subito il replay, bravissimo sul secondo palo il numero 8 Nicolò Gasparello, classe 99, uno dei giocatori più esperti della rosa dell'Atletico Pressana, che mette la prima firma su questa sfida che vale il passaggio alla finalissima di domani tardo pomeriggio alle ore 18, il fischio d'inizio dell'ultimo atto della Supercoppa in Serie D. Intanto il capitano Bartolo invita Cavaglià ad avanzare, si ricompone bene però la difesa del Pressana. Qui l'errore di Cavaglià, non si è inteso con il suo capitano e dove Romito può far ripartire Campaci, affretta il Pressana già dalla parte opposta del campo, si torna dietro dal numero 4 Bellamoli la finta, lo spazio da aprire sulla destra, poi va dietro con la conclusione della distanza del numero 5 Bertoli, poi il tentativo in modalità foca di Campaci che non riesce a tenere il campo dentro il rettangolo di gioco.
È Branco che fa segno ai suoi di tenere alto il baricentro, ma riparte il Martellago da dietro con la palla servita alla portiera Natale Bartolo, che supera la linea di metà campo, rischia sul tentativo di riprendersi la palla di Branco, un rischio importante. Intanto è entrato anche Thomas Favaro per la formazione di Mirko Canuto, lo scambio con Furlonetto che torna dietro dal suo capitano Bartolo, la puntata telefonata direttamente tra le mani di Giacomo Romito, e poi ripartire il Pressana sulla pressione alta del Martellago che induce all'errore la difesa in ripartenza del Pressana, ma bravissimo Bellamoli a riprendersi il pallone, che poi però se lo riprende Favaro, che fa ripartire il Martellago. La formazione bianconera di mister Canuto non riesce ad affondare il colpo, si perde sull'esterno il passaggio per Furlanetto e riparte da dietro il Pressana. Qui inquadrata intanto la panchina della formazione veronese affidata a mister Giorgio Zanchetta, confermato dopo la vittoria dello scorso anno. Bellamoli va via, non riesce però a tenere in possesso palla la formazione veneziana, che concede il laterale alla squadra padrona di casa dell'Atletico Pressana. C'è infatti il dirigente Vanni Schenato al tavolo della giuria, del crono più che della giuria. Martellago recupera, se la riprende Campacci, il tunnel al numero 11 Favaro, poi Nashin Ben tornato in campo in scivolata, evita il pericolo e mette in fallo laterale. Nekula intanto è rientrato in campo, uno dei 5 del quintetto di partenza, con Bellamoli che gioca il pallone proprio per Nekulai, fermato nel tentativo di partenza. Un giocatore avversario, mi sembra Furlanetto. Era lui, Nekulai, fermato in modo pulito da Nashin Ben. Furlanetto a far ripartire in contropiede il suo Martellago, ma è bravo sempre non è presente Bellamoli. Qui però recupera Furlanetto, poi Salviato non riesce a trattenere il pallone in campo e poi ripartire il Pressana. 14 già giocati, azioni avanti e indietro delle due squadre che vogliono regalare spettacolo, con il Pressana al momento avanti. Magaraggia per il tiro di prima intenzione di Kevin Bertoli, un tiro che si perde alto, ma c'è stata una deviazione, dunque sarà corner in favore del team di mister Zanchetta con il capitano Magaraggia. Comodo, cercato il pallone per Bellamoli, Nashin Ben però capisce tutto, mette in fallo laterale. Out dunque per la formazione veronese, già battuto Nashin Ben, esce dalla fase difensiva, si allunga il pallone, non riesce a concretizzare il possesso la squadra di mister Canuto, che rimette in campo il numero 2 Mirko Canuto, richiama in panca a rifiatare Marco Furlanetto, ma il Pressana in possesso. Attenzione a Nashin Ben, break, viene però fermato mentre scocca il 15esimo. Si è entrati nel secondo quarto di questo primo tempo, ancorato sull'1-0 in favore del Pressana. Terzo fallo proprio della squadra veronese, con Nekulai che ha steso all'altezza della tre quarti Salviato. È proprio il 10 bianconero a servire indietro per Nashin Ben. Martellago che riparte da dietro, lo scambio avanti con Marinello. Nashin Ben, la deviazione, si accontenta del laterale, il numero 6 bianconero, laterale che Mirko Canuto andrà a battere dopo la disposizione del signor De Marchi di Schio. Nashin Ben cercava la diagonale, bravo Nekulai a prendersi il pallone. Magaraggia, il raddoppio dell'Atletico Pressana al minuto 16 sull'errore in disimpegno della formazione del Martellago. Capitan Magaraggia, servito a Nekulai, lo rivediamo, mette il destro chirurgico che vale il momentaneo 2-0 in favore del roster di mister Zanchetta. Richiamato in panca Nekulai con tanto di
5 da parte dei compagni del suo mister, e Martellago che deve fare qualcosa di più per rimettersi in carreggiata in una partita che il Pressana sta amministrando e giocando nel migliore dei modi. Recupera ancora il Pressana con Magaraggia che gioca subito il fallo laterale. Bella Moli sotto davanti alla postazione, la tribuna da cui vi raccontiamo questa sfida. Poi il calcio lontano di Bertoli che trova comunque la deviazione di Marinello, dunque laterale Pressana. Pronto Filippo Branco a giocare la sfera dietro per il compagno di squadra Bella Moli, servito ora davanti la tribuna stampa. Intanto c'è il primo fallo del Martellago con il numero 10 Campaci che ritorna in campo per sostituire Bella Moli. Ottima la sfida fin qui del numero 4 Giacomo Bellamoli. Punizione Pressana. Pronto Magaraggi sul punto di battuta. Palla dietro per Bertoli, Campaci, ancora Bertoli, si va addirittura da Giacomo Romito, il portiere ex Don Romeo, che voglia di mettersi in mostra nel campionato di C2 alle porte, troverà proprio i suoi ex compagni di squadra del Don Romeo avversari nel girone A. 2 gironi di C2 che partiranno il prossimo venerdì. Ecco qua Romito che esce, poi Nashin Ben tenta di scavalcare il portiere veronese con un pallonetto, non ci riesce. Romito a far ripartire l'azione dei suoi per Bertoli. Magaraggia, ancora Bertoli, pressione alta ora del Martellago. Bertoli protegge il pallone, un Lopez alla schiena non ravvisato, falloso ai danni del numero 5 Kevin Bertoli da parte di Mattia Marinello, che ora va a sincerarsi delle condizioni del giocatore avversario. Un po' di veemenza da parte di Marinello, non degna di un fallo, però secondo il signor De Marchi di Schio. Si rialza comunque il numero 5 Kevin Bertoli, rimessa laterale per il Martellago che andrà a restituire il pallone alla squadra del Pressana. Salviato comodamente fa sfilare il pallone a fondo campo, dunque potrà ripartire Romito quando siamo entrati nel 20° minuto di gioco. 2-0 è avanti l'Atletico Pressana in questa seconda semifinale. Salviato con il petto mette in fallo laterale, già battuto dal Pressana che lo scorso anno è risultata assente dalle finali di Coppa. Attenzione al tentativo, qui Natale Bartolo tocca il pallone, se lo tiene lì sotto la gamba, ha rischiato sul tentativo solitario di Gasparello. Delle formazioni che abbiamo visto quest'oggi, la Pressana lo scorso anno ha mancato l'appuntamento con le finali di Coppa delle delegazioni. Si è però preso con grande anticipo comunque il successo nel girone di campionato della delegazione di Padova. Branco pressato, costituito da dare indietro a Magaraggia che prolunga avanti per il numero 8 Gasparello. Bracato Nascimen, bravo Gasparello a liberarsi del pallone. Campaci a destra per Magaraggia. Magaraggia, il movimento per Campaci che va a calciare dritto per dritto. È bravo però Natale Bartolo a salvarsi in corner. Già battuto Campaci per Magaraggia che apre il suo destro, che va a sbattere sul piede di Mirko Canuto. Riparte dietro con Romito il Pressana. L'invito a Gasparello che da dietro al libero Magaraggia. Campaci, quasi un errore, si intendono però in avanti, bravo qui Campaci, elude l'intervento difensivo. Campaci a dare l'illusione del gol, c'è l'esterno della rete con tanto di deviazione. Intanto fuori Marinello, rientra Cavaglià. Magaraggia, abbiamo rivisto nel replay l'illusione del 3-0 Pressana con un Martellago che deve assolutamente riordinare le idee. Palla per Branco che si gira, perde il pallone, lo porta via Cavaglià, c'è il fallo, no, Salviato, contropiede, Salviato il tiro, l'esterno basso del palo,
a salvare Romito. Rivediamo subito nel replay la ripartenza, già 2 pali per Salviato, il primo fortuito. Intanto riparte l'Atletico Pressana, che non ha alcuna fretta di alzare i ritmi. 8 minuti al gong che porterà il primo tempo, mentre fuori nella ridente Tese di Arzignano la pioggia la fa da padrona. Qui invece dentro il Palatese si sta benissimo con il ventilatore di Futsal Veneto TV. Qui intanto va via Canuto sui corsi laterali, Canuto in mezzo per Salviato che la riapre sotto porta, si rifà sotto il Martellago al 23esimo. Salviato festeggia per il gol dopo aver colpito 2 pali, c'è il gol. Ha rischiato anche il rigore sulla trattenuta, un fallo che poteva starci. Ecco perché anche Natale Bartolo è andato dal direttore di gara a chiedere anche il fallo cumulativo. Con quello precedente potevano essere già 5 i falli per Pressana, che invece ne ha commessi soltanto 3 di ufficiali. Ma sicuramente i direttori di gara hanno visto meglio rispetto alla postazione da cui vi stiamo raccontando la sfida. Sono lì dentro il campo, dentro l'azione, in questa sfida equilibrata, riaperta dal -1 del Martellago firmato da Salviato. Cavaglia protegge il pallone, che Furlanetto da dietro per Capitan Bartolo. Canuto il movimento per Cavaglia, Canuto il destro e ancora la base del palo da negare. Questa volta è la gioia del possibile pari, che rivediamo subito. Si era aperto bene Canuto, richiamato in panca a rifiatare. Martellago dunque, che dopo essere stato sotto di 2 gol ha rialzato subito la testa e ha ripreso confidenza con la sfida. Campacci Magaraggia, Gasparella libero, riceve il pallone qui davanti a noi. Campacci, il rischio con Cavaglia che non riesce però ad indirizzare il pallone bene per Furlanetto. Lo recupera comunque il Martellago, sempre con Furlanetto che prolunga avanti per Cavaglia. Spalle alla porta, il 23 del Martellago va a calciare direttamente in porta. Romito ci mette una pezza. Ci sono gli applausi del pubblico veneziano qui seduto sulle panche della tribuna del Palatese. Cavaglia, il tiro e ancora la deviazione provvidenziale di Romito. Doppio cambio Pressana, forze fresche mandate in campo dal tecnico del Pressana, contropiede col rischio precedente. Gasparello era solo il solitario, ha scelto un sinistro che però si è perso a lato. Riparte allora il Martellago con Furlanetto fermato in laterale da Bellamoli. Il numero 4 del Pressana retrocede per rispettare la giusta, corretta distanza in questo fallo laterale che viene battuto da Furlanetto dietro per Capitan Bartolo. Movimento palla per Thomas Favaro. Ora è Natale Bartolo che rilancia lungo, ma con la testa respinge la difesa del Pressana, che ora si difende sul tentativo che partirà da Furlanetto. Bartolo, Favaro non trova alcun compagno, serve però il pallone è uscito, non è d'accordo il numero 3 Furlanetto, ma il signor Francescato di Treviso ha visto che il pallone ha oltrepassato la linea blu del Palatese e dunque si ripartirà con il laterale già battuto. 4 minuti e spiccioli al riposo. Atletico Pressana, lo vedete nelle grafiche di Futsal Veneto TV, avanti 2-1 in questa semifinale che vi stiamo raccontando in diretta dalla piattaforma YouTube della FIGC-LND del Veneto. Cavaglia si gira da dietro a Furlanetto. Bartolo si fa vedere, il capitano Nicolò. Bartolo riceve il pallone, un rimpallo lo favorisce, laterale ancora Martellago.
pronto Favaro a dare dietro per Furlanetto, scambio palla per Cavaglia che prolunga per il 3 del Martellago che cade a terra, non c'è il fallo, può ripartire Martellago che recupera il pallone, è rimasto a terra però il numero 3 Furlanetto, mentre arriva il pareggio del miglior giocatore, miglior centrocampista del mondo, almeno così si autodefinisce Hakan Çalhanoğlu. Pareggio live in casa della Juve. 1-1 comunque Price, sì, ma qua che gol è arrivato mezz'ora fa, sei un po' indietro presidente, con il Prestibaldo capo qui oggi, anzi padrone di casa qui al Palatese, anche lui sta seguendo lo sport minore come lo definiva il buon Michele Trolese. Torniamo live, mamma che rischio con Cavaglia, laterale, palla uscita, cosa ha rischiato qui il Martellago quando mancano 2 minuti e mezzo. Un errore qui intanto primo piano sul giocatore a maglia numero 11 Thomas Favaro del Martellago e Bellamoli a far ripartire il gioco dietro per il numero 5 Bertoli, ancora Bellamoli, c'è Lucchiari intanto, anche lui giocatore arrivato nel mercato estivo dopo l'esperienza lo scorso anno alla Don Romeo dove ha chiuso al secondo posto il girone ADC2. Il pallone intanto era uscito, dunque laterale nella propria metà campo per la squadra di mister Zanchetta che è in piedi a bordo campo a dare indicazioni ai suoi giocatori. Stessa cosa, copia e incolla, vale per Matteo Canuto, tecnico del Martellago, che sprona i suoi a riprendere una sfida che li vede al momento sotto di un gol. La riaperta a Salviato sotto porta, palla intanto direttamente tra le mani di Romito, comodo per Lucchiari, il movimento che favorisce Bartoli, il portiere fa ripartire le azioni suoi. Cavaglia, il tentativo di servire Furlanetto, capisce tutto quanto Bellamoli, staccano vista Lucchiari, Bertoli, intanto qui il pallone che sbatte nella parte alta del Palatese. A riflettare ancora Lucchiari, non al top della condizione, rientra Nicolò Gasparello mentre stiamo per entrare nell'ultimo minuto di questo primo tempo. Ce ne saranno sicuramente un paio di recupero, una sfida equilibratissima che vede il Martellago cercare di riprendere la sfida sulla parità. Salviato per Cavaglia, un tiro in corsa che si perde alto, si arrabbia un po' capitan Nicolò Bartolo. Non può ripartire intanto senza troppa fretta l'Atletico Pressana, dietro da Bellamoli, movimento palla avanti per il numero 5 Bertoli che rischia per servire Neculai, che non può dare palla mi pare a Romito. Neculai allora preferisce calciare lontano, concedere soltanto un fallo laterale. Arretra di qualche metro il Martellago che però cercherà di chiudere questo primo tempo in possesso di palla per cercare il punto del 2-2. Qui si gira benissimo Furlanetto, l'ha giocata, è il grandissimo gol di Marco Furlanetto che si prende gli applausi ed esulta salutando la nostra telecamera. Gran gol di Furlanetto che si mette in proprio, lo rivediamo nel replay, lascia di stucco senza barbatrucco la difesa dell'Atletico Pressana e rimette in parità la sfida, mentre arriva proprio in questo momento il duplice fischio che manda le squadre al riposo. Pressana avanti con Gasparello e Magaraggio 2-0, la riapre Salviato e poi la pareggia al photo finish di questo primo tempo Furlanetto. Diamo la linea alla pubblicità che ancora non c'è, ma chissà Mari un giorno arriverà per riempire le nostre povere tasche e tra una decina di minuti saremo di nuovo qui live con il vostro test alla voce e le immagini di Futsal Veneto TV live per il secondo tempo di questa squadra semifinale tra Atletico Pressana e Martellago che al riposo vanno sul 2-2. A dopo.
Eccoci nuovamente live all'inizio di questa ripresa. Si parte dal 2-2 del primo tempo tra Martellago e Atletico Pressana. Intanto un salutone va all'amico Giuseppe Magnabosco, che è stato a lungo anche presidente del Pressana, che ci sta guardando da casa, come sono tanti quelli che ci stanno guardando dal canale YouTube ufficiale della LND FGC del Veneto. Questa è la seconda semifinale della Supercoppa di Serie D. Chi vince questa sfida domani affronterà alle 18 il Futsal Trissino, che in apertura ufficiale di stagione sportiva ha battuto 8-0 il Romano e ha staccato il biglietto per la finalissima di domani. Una partita frizzante, quella che ci sta regalando questa sfida. Frizzante è anche lo Juventus Stadium con l'Inter che sta perdendo 2-1, ma è lunga. Attenzione, intanto raccontiamo il futsal con Campacci che cerca la puntata, che va a sbattere direttamente addosso a uno degli operatori sanitari che sono qui, speriamo, per tenere le mani in tasca, ma è obbligatorio avere comunque anche l'ambulanza. Il pallone che è a mezza via tra Canuto e Nascimben, servito dal numero 9 Marinello, che non va a buon fine, allora può ripartire il Pressana. La formazione atletica allenata da Giorgio Zanchetta, non si intendono però Magaragia e Campacci, allora si riprende il possesso palla. La squadra del giovane tecnico Matteo Canuto, che a lungo è stato il secondo di Mister Landi e la Mestre Fenice. Una Mestre Fenice che domani affronterà Futsal Montello, i padroni di casa dell'Arzignano, nel triangolare di Supercoppa di C2. Campacci intanto tiene vivo il pallone, lo da dietro per Kevin Bertoli. Neculai, Bertoli, un fendente all'indirizzo di Magaragia che Nascimben mette in fallo laterale. Campacci, Bertoli, Neculai, va via per vie verticali, Neculai fermato nel momento tempestivo da Nascimben, che fa carambolare il pallone sul piede del 7 veronese. Palla lunga di Bartolo per Marinello, che lo dà dietro per Canuto a destra per Salviato mette tutti a sedere, ma non Romito, che alza il pallone in corner. Pericolo qui per la difesa del Pressana. Naturalmente quando spegni la telecamera. Martellago che prova a ripartire da propria metà campo, palla per Nascimben, c'è il tocco no di Magaragia, ha cercato Nascimben di prendersi il fallo laterale, già battuto però dalla formazione di mister Zanchetta. Neculai viene fermato da Nascimben. Non ho capito se l'arbitro abbia fischiato anche il fallo. Neculai poi è andato a sbattere sul banco del cronoman. Rivediamo intanto nel replay il tentativo di Salviato con il tocco, anzi non era del portiere ma di un difensore dell'Atletico Pressana. Intanto inquadrato il simbolone il grifo della città di Arzignano, sede di questa 2 giorni di Supercoppa. Si riparte a giocare intanto. Campacci, Magaragia, Romito, troppo lungo il pallone con Campacci che comunque ringrazia. Canuto dietro per Nascimben, sfila il pallone sulla sinistra verso Natale Bartolo. Nascimben cerca di prolungarlo, ma c'è un errore nella trasmissione del pallone che non arriva sui piedi di Marinello, e allora
sottoscrivendovi al canale FCC LND del Veneto potrete regalarvi tutte le emozioni anche delle prossime sfide. Campacci, braccato da Marinello, Neculai avanti per Magaraggia, pallone esce dal campo, quantomeno dal rettangolo di gioco. Ripartirà allora Salviato con un laterale per Nascim Ben. Salviato apre dalla parte opposta per Natale Bartolo, scodella un pallone profondissimo che forse aveva toccato anche per aria. Qui intanto bravo Nascim Ben a capire dove arrivava il pallone, la ripartenza, Canuto, lo spazio per calciare con il sinistro, palla per Salviato, Salviato fermato al momento del tiro. Riparte il Pressana con Capitan Magaraggia che lascia dietro per Campacci che perde un attimo il tempo del pallone. Era un contropiede della formazione del Martellago con Salviato, Salviato per Canuto che va quasi a togliere il pallone a Marinello. Romito a far ripartire il gioco, un continuo via vai tra le due aree delle due squadre che però non hanno sortito effetti positivi. Ringraziano Romito e Natale Bartolo. Intanto bravo Marinello a prendere il pallone a Lucchiali senza commettere fallo, servire poi a destra Salviato, Salviato per Nascim Ben, qui la scivolata di Nascim Ben su Magaraggia, commette fallo Nascim Ben che va subito a chiedere scusa al capitano avversario che lo aveva anticipato. Primo fallo dunque di questa ripresa commesso dal numero 6 Nascim Ben che poi va in panca a rifiatare. Lucchiari, Campacci, il gol di Campacci che riporta avanti l'Atletico Pressana. Era coperto da una selva di compagni Natale Bartolo e all'improvviso la puntata precisa del numero 10 Alessandro Campacci che andiamo a rivedere con il replay di Futsal Veneto TV. Lo rivediamo, la sua lata e poi la puntata che riporta avanti il Pressana all'8° minuto. Dunque rivede un sogno di finale la formazione di mister Zanchetta, ma la partita è ancora lunghissima. Il Martellago, come fatto nel primo tempo, saprà sicuramente reagire. Capitan Bartolo intanto rientrato con Cavaglià, pallone prolungato per Favaro che riesce a dare indietro a Bartolo nonostante l'intromissione forse fallosa di un giocatore avversario. Cavaglià per Furlanetto, ancora Cavaglià, Bartolo, Favaro, il tentativo di un pallone dentro, ma è bravo Romito ad arpionare la sfera, a far ripartire l'autore del gol che ha riportato avanti il Pressana, Campacci. Proprio Campacci riceve il pallone di Bertoli, Campacci lotta a metà campo, lo tiene in possesso per i suoi, poi arriva anche il fallo fischiato ai danni di Furlanetto, secondo fallo Martellago. Bertoli, Campacci, ora Lucchiari a ricevere il pallone sul servizio di Bellamoi. Ottimo il tocco di Bertoli, troppo profondo. Lucchiari cerca di dar fastidio a Bartolo che è bravo comunque a servire Cavaglià, poi ci mette una pezza Kevin Bertoli in corner. Pronto Cavaglià a mettere in mezzo un pallone dove però non arriva nessun compagno di squadra. Può ripartire il Pressana dalla propria area. Cosa ha sbagliato? Cavaglià si riprende un pallone, un regalo di Bertoli, un Natale anticipato, quello di Kevin Bertoli, non ne ha saputo approfittare però Cavaglià. Ancora Martellago in possesso con il capitano Bartolo, fermato con il fallo da Lucchiari che viene richiamato dal direttore di gara, il signor De Marchi di Schio. Sul punto di battuta Thomas Favaro.
la rincorsa del numero 11 bianconero, il tocco comodo per il capitano Bartolo, lo scambio con Cavaglià che torna dal numero 8 veneziano. Favaro lotta, non va a terra, trattenuto forse da Bellamoli, senza però gli estremi per un fallo. Bellamoli cerca di recapitare il pallone a Lucchiari. Intanto se ne sono già andati 10 minuti con il Pressana che ha ritrovato il vantaggio grazie al sigillo di Campaci. È entrato in campo anche Canuto. Ora Cavaglià in possesso palla, Furlanetto si muove, Cavaglià salve sulla destra a Canuto che si apre lo spazio per calciare. Pallone potente ma che termina alto. E poi ripartirà allora il Pressana. Non c'è però pressing che arriva in questo momento del Martellago. Bellamoli costretto a calciare lontano direttamente tra le mani di Bartolo, il portiere della formazione veneziana. Cavaglià, Canuto, il tiro, la risposta di Romito, richiamato verbalmente il numero 23 Cavaglià. Lorenzo all'anagrafe, voleva gli estremi di un fallo per una trattenuta non ravvisata. Cavaglià dando ancora il tiro, non c'è alcun tocco, nemmeno quello di Marco Furlanetto. Bellamoli, grazie a Luca Cesari che va in cerca di un fazzoletto. Mannaggia, mi è venuto un colpo di raffreddore ripetuto. Cavaglià intanto cambia lato per Furlanetto, lo scambio con Canuto che protegge il pallone, poi c'è anche il fallo di Furlanetto, è il terzo fallo, minuto 12 e 21, perde anche lo scarpino Neculai. E ripartirà allora l'Atletico Pressana con una punizione nella propria metà campo, con Neculai che si riallaccia lo scarpino in attesa del fischio di direttore di gara. Si riparte. Bertoli, quando scorrono i secondi, ricordiamo che in caso di parità si andrà ai calci di rigore direttamente, soltanto domani tempi supplementari. Canuto lotta, poi un tiro strozzato dallo stinco dalla gamba di Bertoli e dà possibilità a Romito di riprendersi il pallone. Buono scodellato per Lucchiari che va a sbattere con il portiere Bartolo. Il direttore di gara ha fischiato, ha fermato il gioco ma soltanto per controllare le condizioni fisiche dei due giocatori che sono venuti a contatto. Il pallone è uscito, ripartirà Natale Bartolo da fondo campo con una rimessa dal fondo. Si abbracciano i due, esce, anzi resta in campo Lucchiari, viene asciugato intanto da mister Zanchetta il parquet del Palatese, inumidito dal sudore maschio dei giocatori in campo. Pensa all'immagine erotica del sudore maschio dei giocatori in campo. E poi ripartire il gioco con Natale Bartolo lungo verso Cavaglià, il pallone che poi Capitan Bartolo cerca di recapitare il suo compagno di squadra che però non riesce a toccare in campo. Martellago che torna in possesso. Canuto ha cercato come poteva di prendersi il pallone, non c'è riuscito. Allora ripartirà l'Atletico Pressana che ricordiamo è avanti 3-2 in questa ripresa, quando stiamo per entrare nella seconda parte di secondo tempo. 15 ancora i minuti più l'eventuale recupero da giocare. Romito lungo per Campaci, bravo
Natale Bartolo, una prodezza tra i pali del portiere del Martellago, che fuori area con la gamba di richiamo ha detto di no al numero 10 del Pressana. Martellago con il tiro di Mattia Marinello che viene deviato in fallo laterale. Abbiamo rivisto intanto il replay, la grande parata di Natale Bartolo, che si è preso i meritati applausi del pubblico pagante. Canuto va sul fondo, in mezzo un pallone con Salviato, volevano un fallo qui poi a dare un pizzicotto alla traversa, la puntata di Capitan Bartolo che abbiamo subito rivisto, vicino al pari il Martellago che ora si difende ancora con Gasparello che tiene possesso palla per i suoi. Kevin Bertoli, Bellamoli, la recupera palla però Marinello che va sul fondo, Marinello scivola, c'è il fallo, non è d'accordo Bellamoli che si prende un cartellino giallo per proteste. Grazie mille Luca per i fazzoletti. Ammonito il numero 4 Bellamoli, andando in sottofondo avrete sentito sicuramente la trombata del mio naso. Bellamoli, esatto, lo vedete anche in grafica ora, che top, anche la grafica con gli ammoniti quest'anno, sempre qualcosa di più. L'anno prossimo magari uno spogliarello di testoni in diretta live, ma attenzione alla punizione del Martellago con Marinello, la palla per Salviato, la recupera Canuto, non era riuscito a tenerla in campo Salviato, è comunque Martellago in possesso di palla. Martellago che ci prova ancora, palla per Salviato, Bartolo fermato, Bellamoli, Bartolo con un braccio, è stato ravvisato, quarto fallo. Battuta la punizione dal Pressana, volevano anche un cartellino, quantomeno lo volevano i tifosi della formazione del Pressana. Cartellino che non è arrivato, una situazione falli che si complica per il Martellago, ne ha ancora due a disposizione, anzi uno, e poi dal sesto in poi sarà tiro libero. Intanto rientra Nascin bene con Capitan Bartolo che deve anche sistemarsi la fascia di capitano. Qui inquadrato invece il giocatore del Pressana che ripartirà con il fallo laterale, la palla sfiora la parte alta del Palatese, palla per Salviato, l'invito per Marinello, Marinello va sul fondo, Marinello, deviazione, l'ultimo a toccare è proprio Marinello, lo vede anche il signor De Marchi e quindi potrà ripartire il Pressana comodo nella propria area. Romito avanza, il portiere maglia numero 32, ottimo l'invito per Campacci, Campacci il tiro ad impegnare Natale Bartolo che si distende in calcio d'angolo. Si è risvegliata la partita con questa conclusione dopo qualche errore di troppo di entrambe le squadre. E Atletico Pressana, quando mancano 11 minuti più recupero, avanti 3-2, il tiro intanto in due tempi, Natale Bartolo che fa ripartire il contropiede, ottimo il pallone, mi sembrava un pallone pieno quello preso da Alfonso Vuolo, chissà, sarebbe bello rivederlo nel replay, ce l'abbiamo, forse no, mi sembrava pallone pieno quello di Alfonso Vuolo. Subito però la panchina del Martellago si è alzata per protestare, un 3,5 per parte di miopia, insomma hanno ragione loro che sono in campo. Quanto fa il Milan, Michele? Non gioca domani. Terzo fallo Atletico Pressana, 4 ne ha commessi il Martellago, Veronesi avanti 3-2 quando mancano 10 minuti e spiccioli al termine del secondo tempo di questa semifinale. Va a terra Marinello, Salviato
tiene vivo il pallone, recuperato dal giocatore del Pressana, va via benissimo Campacci ubriaca tutti come fosse una bottiglia di prosecco valdobbiadene pregiato, poi però non riescono a tenere il possesso palla quelli del Pressana. Che giocata da parte di Campacci, con il Martellago però che riparte da dietro con Natale Bartolo, facile e comodo per Nascim Ben, Furlanetto, Nascim Ben prolunga, Branco ci mette il piede, la sfera ancora per il Martellago con Marinello per Furlanetto, accompagnato fuori dal campo con una spinta non fallosa, e dopo può ripartire Romito che serve lungo, capitano Magaraggia che cerca la conclusione di prima intenzione di sinistro, recupera la palla a Salviato che fa ripartire subito Marinello, che però non riesce a trattenere la sfera in campo e viene richiamato in panca, torna dentro nel quintetto di gioco, quartetto di movimento Cavaglià. Branco però per il Pressana, muove palla a destra per Campacci, Romito, il portiere ex Don Romeo, calibra bene il pallone per Magaraggia sul fondo, Salviato ci mette una pezza, poi il tiro di prima intenzione ribattuto in un contropiede allora del Martellago con Cavaglià che chiama Nascim Ben, un destro sporco che termina alto abbondantemente sopra la traversa, e allora ancora Pressana che potrà ripartire senza alcuna fretta. Romito per Magaraggia, lo scambio per il numero 5 Bertoli, che lì, anzi era il numero 8 Gasparello, scusate, che litigava un po' con il pallone, però il bravo Campacci a prendersi un fallo laterale sull'ultimo tocco del collega di numero Salviato. Magaraggia si gira bene, il numero 11 Pietro Magaraggia, poi una scivolata, Furlanetto costringe a calciare il capitano veronese che scarica il pallone fuori le spalle del portiere Bartolo che rilancia lontano mentre Cavaglià si stava allacciando le scarpe. Pressana che torna allora in possesso del pallone con Magaraggia, prolunga avanti per il numero 8 Gasparello, protegge bene il pallone Gasparello, Nascim Ben però lo regala ancora a Campacci che a sua volta lo ridà il numero 6 del Martellago, pressione di Magaraggia, recupera il pallone di Pressana, Magaraggia e il pallone in mezzo per il gol del 4-2, Griffato Atletico Pressana al minuto 23, mette la firma anche il numero 9 Filippo Branco che riporta sul +2 la formazione veronese con un Martellago colpito in un buon momento di gioco, ma c'è il sigillo anche del numero 9 Branco che avete sicuramente rivisto nel replay che vi ha fornito Futsal Veneto TV nella diretta live sul canale YouTube della FIGC LND del Veneto. Dunque sarà un finale che deve essere sicuramente l'arrembaggio, 6 minuti per il Martellago per provarci, Salviato, il tiro, la deviazione a Romito, come può tenere il pallone, attenzione però che resta a terra Salviato, non ho visto come sia caduto a terra. Si rialza Salviato, speriamo sulle sue gambe. Comunque se posso dire la mia, il bar è meglio con le ragazze che con tuo papà e Carlo, cioè se posso dire la mia è presto. No, ecco, no, perché adesso andare a farsi una birra con quei due vecchiotti là, insomma. Qui intanto applausi sportivi per Nascim Ben che restituisce il pallone a Romito. Salviato è tornato in panca sui suoi piedi comunque. Perde al momento insomma un grande protagonista, lo è stato lo scorso anno, la formazione Martellago, rimessa laterale, conta il direttore di gara Campacci, palla per Branco che non riesce però a tenere il pallone sotto il suo piede, era Martellago che prova a cercare di ricostruire una nuova azione offensiva
Cavaglia nella parte opposta, posizione pivot, il tiro ribattuto da Campacci, resta comunque lì il Martellago quando mancano 5 minuti ancora di gioco. Nascim Ben fermato dalla difesa del Pressana, Magaragia, Canuto si prende il pallone per qualche istante, poi fa velo la difesa veronese. Romito, uno look per servire Bellamoli che va a calciare, la palla va alta sopra la traversa per un Pressana che resta comunque avanti 4-2 e che ora deve difendersi da un nuovo tentativo di attacco, ma Magaragia si immola nella causa difensiva, devia in corner. Attenzione a Nascim Ben che lo batte, pallone poi deviato in fallo laterale dal buon recupero di Bellamoli. Resta comunque lì la formazione di mister Matteo Canuto, chiamata da venerdì a giocare nel girone B di Serie C2. Cavaglia, il tiro che non va a buon fine, il pallone che resta ancora lì, Romito poi lo protegge, il 5 con Canuto che non è riuscito nel tap-in vincente sotto porta. Intanto è rientrato anche Bertoli, qui l'errore di Giacomo Romito che rilancia troppo alto, la palla sbatte sulle travi del Palatese. Laterale per la squadra di mister Canuto, proprio con Mirko Canuto, ex giocatore cadetto del Bissuola. Marinello, Canuto rinvia, l'ultimo a toccare Bellamoli, ancora possesso Martellago, ma un Martellago che deve fare di più, e qui l'errore nell'invito di Marinello per Cavaglia, con il Pressana che può sfruttare questi secondi di possesso palla per alleggerire l'azione sulla pressione comunque del Martellago, che è bravo a recuperare il pallone con Marinello. Branco ci mette il piede, concede il laterale nella propria metà campo alla formazione veneziana di mister Canuto. Nascim Ben a calciare direttamente, però non so perché, tra le mani di Romito che cerca di rilanciare lungo per Campacci che gli alza il pollicione in thumb-up, ma non riesce a dare il pallone al compagno, e ripartirà allora Natale Bartolo a destra per Marinello che prolunga il pallone per Canuto, fermato in laterale da Branco. Si riaffaccia in zona offensiva la squadra di mister Canuto del Martellago. Nascim Ben per Cavaglia che non riesce a recapitare il pallone come avrebbe fatto un postino con la lettera da recapitare al compagno di squadra, e Nekulai che può far ripartire il gioco cambiando lato per Bellamoli che prolunga verso Campacci, ora cerca di fare accademia la formazione di mister Zanchetta, mentre arriva anche il quinto fallo commesso da Mirko Canuto. È il quinto fallo. Dal prossimo, se ce ne sarà occasione, ci sarà il pari. Dato il pareggio dell'Inter, ti ho fregato. Che sciocchino che sono. Punizione Pressana, avanti 4-2. Intanto Alfonso Vuolo si rimette la pettorina sul punto di battuta. Kevin Bertoli che va a calciare direttamente però addosso a Marinello, palla mossa a sinistra per Canuto, fermato dall'ottimo recupero di Bellamoli che si prende gli applausi dei tifosi amici. Cavaglia per Canuto, Marinello parte posto per Cavaglia, fermato ancora da Bellamoli che poi spara lontano. Grande protagonista il 4 del Pressana. Classe 2004, Giacomo Bellamoli. Marinello, Cavaglia a calciare direttamente tra le mani sicure con il pallone arpionato al petto per Romito che fa ripartire Nekulai dalla parte opposta. Nekulai scarica potente senza però trovare lo specchio di porta, e ora ripartirà Bartolo quando siamo già nell'ultimo minuto di gioco regolamentare. Poi teniamo anche l'entità del recupero, il Martellago che però non rischia la carta del portiere di movimento, e qui spreca concedendo palla al Pressana e probabilmente perdendo una ghiotta occasione
per cercare di tenere viva la partita andando ad accorciare il punteggio. Controlliamo anche il direttore di gara se andrà ad alzare la mano per decretare il recupero di un secondo tempo che scade in questo momento. Ancora Bellamoli, un po' claudicante Bellamoli, resta comunque in campo Marinello. Neculai protegge il pallone, lo porta via Canuto per qualche istante, poi Neculai cerca di avanzare, ma Shinben lo fa carambolare sul suo piede. A meno di clamorosi ribaltoni, la finale domani delle 18 sarà tra Futsal Trissino e Atletico Pressana, una sfida berico-veronese con la formazione di Pressana con Bellamoli che continua a avanzare, Capitan Magaragia, Famelina ora la squadra di mister Zanchetta, avanti 2 gol con l'arbitro pronto a decretare la fine di questa sfida con il triplice fischio che arriva in questo momento. L'Atletico Pressana si prende il pass per la finalissima di domani, un momentino di sosta e poi andiamo in campo per intervistare i protagonisti della sfida, io direi mister Zanchetta e poi anche il numero 4 Giacomo Bellamoli, attore di una grande partita. Eccoci qua in diretta live dal campo, sempre al centro del campo dove c'è il simbolone del Grifo, il simbolo della città di Arzignano,
un simbolo che ha regalato tante emozioni, con due protagonisti di questa seconda sfida che ha visto sorridere alla fine per 4-2 l'Atletico Pressano. Dunque domani alle 18 sarà derby vicentino-veronese tra Futsal Trissino e Atletico Pressana. Partiamo da chi è stato uno dei protagonisti di questa sfida, Giacomo Bellamai. Una grande partita di quantità, intensità e una vittoria che comunque premia anche gli sforzi che avete fatto. Sì, è stata una partita difficile. Veniamo da una preparazione abbastanza intensa perché il campionato inizia fra 2 settimane e comunque le gambe sono dure e gli avversari erano molto bravi, c'è da fare i complimenti anche loro e insomma è stata una bella partita combattuta e alla fine siamo riusciti a spuntarla. Mister, sicuramente soddisfatto perché avanti di 2 gol, squadra giovane con un paio di giocatori esperti, vi hanno ripreso e là ci sono anche dei giocatori che hanno giocato anche in categorie molto più alte di una possibile C2 che andrete ad affrontare, bravi però a riprendervi la sfida e a guadagnarvi il passo per la finalissima di domani. Certo, allora inizialmente voglio comunque fare i complimenti al Martellago perché ci ha creduto fin dall'inizio, anche quando siamo andati sopra noi di 2 gol e non era facile perché una semifinale all'inizio stagione così è sempre anche psicologicamente difficile da affrontare. E siamo riusciti per fortuna nel secondo tempo a concentrare le nostre forze e cercare di girare anche la squadra in maniera un po' più concreta del primo tempo, dove abbiamo effettivamente rischiato qualcosa in più, e grazie anche facilmente anche alla preparazione che è già da un bel po' insomma, che la stiamo eseguendo, verso la fine siamo riusciti a trovare anche quei 2-3 spunti insomma, che ci hanno permesso di vincere questa partita. Domani l'ultimo atto contro il Trissino che ha stravinto contro il Romano 8-0. E la stessa domanda a voi, parto un attimo da te mister, che partita aspettarci e cosa deve fare l'Atletico Pressana per alzare il primo trofeo stagionale? Oddio, abbiamo visto che il Trissino ha gente d'esperienza, anche a livello di ritmo mi sembravano insomma, che fossero già a un buon punto di preparazione e di sicuro loro cercheranno insomma, di non farci giocare e noi proveremo invece a giocare dando magari un po' più di intensità, visto che adesso oggi abbiamo un po' rotto le acque e cercheremo insomma, di giocare comunque una partita aperta come abbiamo fatto anche oggi e dopo vinca il migliore. Vincerà sicuramente il migliore perché uno deve vincere, ma che partita ti aspetti Giacomo in quella che è la finalissima di domani contro il Futsal Trissino? Loro sono sicuramente più esperti di noi e quindi la metteranno su quel piano lì, noi dobbiamo starci con la testa, dobbiamo comunque lottare fino in fondo perché insomma alla fine sarà il campo a decretare chi vincerà e noi daremo il massimo sicuramente e alla fine si vedrà domani sera. Lo scopriremo domani sera attorno alle 19:15, 19:20, sempre che non ci portate anche i supplementari ai rigori. Complimenti mister Zanchetta, complimenti a Giacomo Bellamai, insomma appuntamento domani. Vi ricordo che domani saremo qui nuovamente live, ovviamente con la voce del vostro super test, le immagini di Futsal Veneto TV per le prime sfide. Si aprirà alle 14 con il triangolare di C2 dove ci saranno presenti Montello Futsal Arzignano, vincitori dei rispettivi campionati, e il Mestre Fenice, la terribile Mestre Fenice Under 19-21, quel che è, insomma dei boccia di Mister Landi che hanno vinto la Coppa Veneto lo scorso anno. Poi alle 18 torneranno in campo loro dell'Atletico Pressana contro il Futsal Trissino per cercare di alzare la Supercoppa di Serie D e poi a chiudere tutto quanto il derby veneziano tra Marco Polo e Jesolo, a chiudere la giornata qui da casa mia dal Palatese. Stefano Testoni vi dà appuntamento a domani, grazie ancora ovviamente ai ragazzi, ad Andrea, a Sam e al super onnipresente Pizzo Grosso Michele Di Giambattista dalla regia per Futsal Veneto TV. Appuntamento domani alle 14 qui sempre live sul canale YouTube, ricordate YouTube, non quell'altro canale che magari vi sbagliate, FIGC LND del Veneto. A domani, ciao, notte e complimenti a Pressana. Grazie.